Anche il Comune di Agrigento è presente per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizza un evento per sabato 25 novembre. Giorno 25 novembre, in effetti il Comune e l'assessorato alle pari opportunità che io in questo momento sto guidando, ha deciso di partecipare a questo evento internazionale perché riteniamo che la violenza sulle donne è un problema che non è mai troppo parlarne. La violenza contro le donne si nasconde spesso nelle mura domestiche, si nasconde nelle famiglie, si nasconde negli atteggiamenti lavorativi, negli ambienti di lavoro, si nasconde sotto tante vesti e sotto tanti aspetti. Molto spesso proprio in termini di violenza fisica, tante altre volte sotto forma di violenza psicologica, e io penso che sia giusto andare a denunciare queste cose, almeno questo pericolo, e mettere in guardia tutti, mettere in guardia i giovani ma anche gli adulti, per far sì che questo tipo di violenza venga finalmente eliminato. Questa manifestazione la organizziamo il Comune assieme in collaborazione con un volto gruppo di associazioni, di club service, con i quali abbiamo voluto stringerci tutti insieme proprio per dare un segnale. Il segnale è quello che l'unità fa veramente la forza, cioè tutti assieme possiamo dare dei messaggi veramente rassicuranti e soprattutto di messa allerta di tutti per evitare che possa ancora svilupparsi questo problema. La manifestazione si svolgerà giorno 25 alle 16:30 allo spazio Temenos di Agrigento in via Pirandello e vedrà la partecipazione di alcuni poeti, di alcuni artisti, di alcune persone che ci aiuteranno a sviscerare un po' il problema e a renderlo molto chiaro a tutti e soprattutto cercando anche di dare una nota di leggerezza a questo problema che è così grave. Per cui tutti sono invitati a partecipare, giovani, meno giovani, perché è un momento di riflessione ed è un momento in cui tutti siamo chiamati proprio a rivedere le nostre posizioni. Quindi invito tutti a partecipare numerosi.